parte, sulla base delle decisioni del CUA, destinata ad essere eseguita dopo il collaudo al demanio comunale. Si risponde quanto segue. Alla prima domanda, il taglio delle erbe è stato effettuato dal personale dell'azienda speciale Don Moschetta sulla base delle segnalazioni e lamentele pervenute dai cittadini. Seconda, la proprietà da parecchio tempo è stata intimata e diffidata non solo ad effettuare gli sfalci periodici, ma anche ad ultimare le opere di urbanizzazione e a cedere le aree pubbliche al comune. Data l'inadempienza reiterata e l'assenza di dialogo con le due ditte lottizzanti, una delle quali nel frattempo è fallita, il comune ha avviato una causa civile presso il tribunale di Pordenone, causa che al momento non è ancora stata finita. 3 e 4. L'area, analogamente a quanto avveniva negli anni scorsi ad opera di Cavo e Patrimonio, è stata ricompresa per quelle da manutenzionare da parte dell'azienda speciale Don Moschetta. Ad oggi, sull'area cui si fa riferimento relativamente all'anno 2017, sono stati eseguiti 2 interventi di sfalcio. 5. Al momento attuale i 2 sfalci eseguiti hanno richiesto ciascuno l'attività di 2 operai per 19 ore complessive ciascuno. I 2 sfalci hanno comportato un costo complessivo di 494 euro. 6. Non risulta che l'attività sia stata richiesta da privati proprietari, bensì lo stato di degrado e la presenza di erbacce alte è stata segnalata da molti cittadini. L'intervento si è reso necessario per ragioni di igiene e sanità. 7. La richiesta di interventi non è stata fatta dal sindaco né da alcun componente della giunta. 8. Dal momento che l'intervento è stato fatto, si deduce che l'ordine sia stato dato dalla direzione dell'azienda speciale al proprio personale dipendente in virtù dell'autonomia gestionale in capo al suddetto ente. 9. Non risulta che l'amministratore unico di Cavo e Patrimonio abbia ordinato un intervento, né avrebbe potuto farlo dal momento che tale attività compete all'azienda speciale. 10. Non risulta che vi sia alcun illecito comportamento da parte del Cavo e Patrimonio prima e dell'azienda speciale poi, o degli altri soggetti poi, in quanto trattasi di area oggetto di contenzioso, parte della quale peraltro è destinata a uso pubblico. Si specifica infine che nell'atto di citazione il comune rivendica la diffusione dei danni presenti e futuri da notificare. Grazie Vice Sindaco. Grazie Presidente. Vice Sindaco, grazie della risposta, molto puntuale. Sono contento dell'ultima parte che mi ha citato e per cui dice che tutti i lavori effettuati adesso verranno, come dire, refusi, restituiti, sono monetizzati da parte del privato, no? Facendo questo. Non ho capito bene qual è la parte, quell'area che io ricordo bene era un'area privata, completamente privata, tranne un'area che poteva essere destinata a un servizio pubblico. Attualmente mi pare sia completamente privata. Risulta, ricordo male io. Se vuoi interrompiamo così, io non ho bisogno di... Penso che la ragione del degrado è una ragione che io condivido pienamente esposo, cioè che quando ci sono problemi di degrado come l'amministrazione deve intervenire in qualche modo ne va del decoro e quindi è evidente però che se apriamo questo file e lo allarghiamo a omnes, è evidente che le case in degrado, le situazioni in degrado sono notevoli, la stessa pulizia ultimamente lascia un po' miserare, lasciamo un po' in degrado alcuni anni della città, vanno tutte prese, come dire, e portate, come dire, a un giudizio condiviso anche con la minoranza, possibilmente. Tuttavia, non è stata nessuna ordinanza, è stata una libera iniziativa del Presidente della Camera di Don Moschetta, una libera iniziativa, visto che il costo è anche irrisorio, io auspico che qualche altro cittadino di Caorle abbia bisogno di farsi spacciare l'erba per chiedere l'utilizzo diretto del Presidente di farsi spacciare l'erba, perché è un servizio. Il totale è 5.000
500 euro, 500 euro è il costo totale da rifondare, 500 euro, 250, mi ha detto 2, 400 euro circa, 2 operai per 19 ore, per 9 ore scusi, 19 euro per questo, va bene, grazie. Assessore commisso. Sì, devo dire che si tratta di una questione che risale molto dietro negli anni, credo dal 2005 che sia questa situazione di inadempienza, cosa che ha sempre costretto l'amministrazione comunale, negli anni che comincerà anche lei l'amministrazione, a mandare tutte le diffide del caso, e non è solo il caso del Davis, ma sono anche altri casi sono costanti nel tempo di ditte che non provvedono alla polizia. Per il caso in particolare, proprio perché c'è una questione di fuga di cessione di aree alcune, e vista la situazione di degrado tipo igienico-sanitario, è stato deciso di provvedere dopo la diffida a mandare la domuschietta ora che viene passato alle parole del cavo patrimonio, e credo anche che proprio perché la ditta è fallita ci siano alcune ditte altre terze che non hanno ancora risposto quanto dovuto. Quindi la cosa in particolare diventa di difficile soluzione anche trovare chi dovesse fare gli sfalci perché la ditta è fallita sostanzialmente. In ogni caso, se l'azienda speciale della Moschetta poter fare altri sfalci che fanno veramente ha un margine di operatività per cui può fare anche, come dire, da azienda in auto, o almeno un 20% farlo per altri che non siano Sì, consigliere, è che il vicesindaco mi ha verificato su una faccenda pertinente al fatto che proprio perché c'è una situazione di difficoltà economica da parte di uno dei proprietari di quel luogo, e molto probabilmente, anzi se devo dire al 100%, la Moschetta, la cavole patrimoniale non va mai cambiata. E questo secondo me potrebbe essere considerato anche un danno delle casse della Moschetta, visto che il bilancio che poi andremo a vedere del consultivo dice già che c'è una perdita, quindi secondo lei non è così? C'è una convenzione, questa convenzione è ancora in essere, non è stata rispettata da chi ha contratto questa convenzione. Nel momento in cui il comune andrà a contrattare con il nuovo proprietario terrà conto anche di queste spese che ha fatto. Anzi, è più garantito secondo me, visto che la cosa dovrà sicuramente avere una fine a un certo momento. Quindi tutte queste spese saranno accollate a chi subentrerà alla ditta che è fallita. Allora passiamo alla seconda risposta, alla seconda interpellanza del sindaco. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Rispondo all'interpellanza dal titolo in ordine all'evento denominato legittima difesa, possibile migliorare la legge, organizzato da Lions Club di Caoli in data 17 febbraio 2017 in riferimento all'utilizzo delle sale comunali, delle locandine comunali, del logo della città di Caoli e del patrocinio della città di Caoli. Per il primo punto, sulla richiesta di utilizzo della sala del centro civico comunale. Con email 10 febbraio 2017, recepita al protocollo generale del Comune di Caoli in data 13 febbraio 2017 al numero 4279, Lions Club di Caoli proponeva la disponibilità ad organizzare un incontro, conferenza pubblica aperta alla cittadinanza dal titolo Legittima difesa, possibile migliorare la legge, chiedendo contestualmente l'ospitalità presso la sala superiore del centro civico di Piazza Vescovado. A termini di regolamento, non trattandosi di un evento organizzato né patrocinato dal Comune di Caoli, l'ufficio preposto rispondeva in data 14 febbraio confermando la disponibilità della sola sala inferiore, ma non di quella superiore del centro civico, previo pagamento della quota dovuta dal regolamento di Anocito.
Nella stessa nota di concessione della sala inferiore, l'ufficio evidenziava la grave scorrettezza amministrativa della Lions Club, che aveva già da tempo diramato materiale informativo dell'evento o riportato il logo del Comune di Caole, lo stemma del Comune di Caole, senza disporre di alcuna specifica autorizzazione o del patrocinio. L'ufficio preposto invitava dunque la sezione locale della Lions Club a fornire adeguate motivazioni degli illeciti connessi. Solamente dopo un mese dalla richiesta, nel preciso in data 10 marzo 2017, acquisita il protocollo in data 16 marzo 2017, numero 8147, il Lions Club di Caole, a firma dell'allora presidente Enzo Molena, ha comunicato all'amministrazione comunale che effettivamente l'intera organizzazione del convegno era stata inadeguata. Sotto tale profilo non vi è stato ulteriore seguito. Punto 2. Sulla richiesta di utilizzo del logo della città di Caole e sulla richiesta di patrocinio. Nessuna richiesta è mai stata presentata dalla Lions Club di Caole per utilizzare il logo della città di Caole da riportare nel materiale informativo dell'evento, così come nessuna richiesta di patrocinio è stata presentata dalla Lions Club di Caole per l'evento in questione. Sotto tale profilo la vicenda si è conclusa con il pagamento da parte della Lions Club di Caole di una sanzione amministrativa per la violazione dell'articolo 9 del regolamento comunale sulla concessione di patrocini. Punto numero 3. Sulla regolarità delle norme in materia di pubbliche cessioni. Interpellata all'uopo Abaco SPA, concessionaria del Comune di Caole per le pubbliche cessioni, con propria nota 10 maggio 2017 comunicava all'amministrazione comunale che nessuno della Lions Club di Caole è passato presso l'agenzia a fare richiesta di affissione e o a vidimare le locandine, richiesta di vidimazione comunque necessaria ancorché nel caso di specie non soggetta al pagamento di una tassa. Sotto tale profilo non si conosce l'esito di eventuali ulteriori procedure sanzionatorie applicate da Abaco SPA alla Lions Club di Caole. Quarto e ultimo punto, sull'improprio utilizzo delle bacheche comunali, con nota 28 febbraio 2017, indirizzata al comando di polizia locale di Caole, e con nota 8 marzo 2017, indirizzata al comando stazione carabinieri di Caole, gli uffici comunali hanno segnalato all'autorità di pubblica sicurezza anche l'utilizzo improprio della bacheca comunale, segnalandone la possibile apertura forzata per la fissione di una locandina dell'evento. Considerati i termini di legge, si ritiene che la questione si trovi ancora nella fase istruttoria delle indagini preliminari. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Non parlo ovviamente a nome dell'AIOS perché non vi faccio parte, credo che non ve ne sia nemmeno bisogno, però un po' di luce sulla vicenda va fatta, visto che è stato presentato il tema al primo ordine del giorno di un consiglio comunale molto copioso e molto impegnativo, quindi evidentemente a questa vicenda si è voluto dare molta attenzione e molta importanza. Allora, ringrazio il Sindaco perché ha fatto un escursus espressione puntuale dove per punti in qualche modo ci ha fatto capire come è andata questa vicenda. La vicenda è chiara, abbastanza chiara per come è andata. Lei non ha sbagliato, ha commesso un errore e la faccenda apparentemente sembrava poter essere chiusa lì. Invece che cosa succede? Succede che sì, è vero che il Presidente Molena viene ricevuto dal Sindaco, viene ricevuto a distanza di circa 15-20 giorni dall'appuntamento che chiede il segretario del Sindaco. Quindi il Presidente dell'AIA chiamava il signor Sindaco, si scusa per quanto è avvenuto, chiede scusa, sostanzialmente la faccenda sembrerebbe abbastanza rientrata, no? Tra l'altro poi, come bene ha detto e ricordato il Sindaco, il 6/4 arriva la sanzione dove è indicato che ha ammesso il pagamento della sanzione con effetto liberatorio, quindi la situazione è abbastanza chiusa. Viene pagata la sanzione, a questo punto dopo l'escluso il pagamento della sanzione la questione quindi sembra rientrata, come dicevo. Invece no, viene riproposta questa questione al primo punto dell'ordine del giorno di un consiglio comunale, come dicevo prima, piuttosto impegnativo, dal capogruppo Massaro, il quale capogruppo Massaro interroga il Sindaco. Interessante questa cosa. Il capogruppo Massaro interroga il Sindaco
vicenda che apparentemente sembra ormai chiusa, è stato un incidente, no? E ci si chiede allora, perché il capogruppo deve chiarirsi con il sindaco attraverso un'interrogazione consigliare che appare sotto diversi tratti marzulliana della serie mi faccio delle domande e vi do le risposte. Queste cose quindi probabilmente sono due. O non vi è dialogo tra capogruppo di maggioranza e sindaco, manifestando con ciò che stiamo facendo all'interno della maggioranza, ma non crediamo molto a questa ipotesi, visto il rapporto di totale sudditanza tra i consigli di maggioranza e il sindaco. Non appare questa traversata. Oppure si è voluto tornare su una vicenda ormai chiusa, strumentalizzando la questione e riproponendo al Consiglio Comunale un metodo ufficioso. Ma perché? Forse si pensava di colpire un membro dell'Lions Club che ha organizzato il service in questione. La consigliera di minoranza Conte, appartenente ad un gruppo consigliare, il cui nome viene appunto riportato nell'interrogazione di Lomassaro. Questo sarebbe deplorevole, utilizzare l'istituzione dell'Alios, la più grossa organizzazione di solidarietà al mondo, per scarammucce politiche tra consiglieri, ci restituisce l'immagine di un bassissimo profilo del conflitto politico e confronto politico. Il Lions ha sbagliato, sicuro, ma sicuramente in buona fede e forte di un rapporto di reciproca e proficua collaborazione con l'amministrazione. Ha sbagliato nella forma, perché ha sempre dato priorità alla sostanza, ma non si può certo screditarne l'immagine facendola apparire come un'organizzazione che opera al di fuori delle regole e che necessita di lezioni di etica. Fare questo, dal nostro punto di vista, è di bassa statura, da uomini piccoli. È da uomini piccoli ignorare quanto di buono il Lions faccia nel mondo, ma soprattutto nel nostro territorio. Un gruppo Lemos di Massaro, io non la conosco molto bene, ma di lei mi sono fatto un'impressione positiva, credo sia una brava persona. Mi dispiace dover in qualche modo farmi l'immagine di lei, no? Che si presti a queste strumentalizzazioni. Sembrerebbe quasi che l'interrogazione non l'abbia scritta lei, ma che l'abbia scritta insomma, per mano di qualcun altro, perché non è un atteggiamento che deve riconoscere francamente. Lei, consigliere di Massaro, probabilmente lo sa, se no forse è il caso di ricordarlo, che mentre parliamo, un aereo sta girando per il mondo offrendo operazioni agli occhi gratis per sradicare la cecità. Forse ignora il bastone bianco in uso ai ciechi è l'invenzione dei Lions. Forse ignora che nel 2008 è stato organizzato a Causa il congresso nazionale proprio per dare luce alla nostra città, che sono stati donati 5 defibrillatori a Causa, 3 ai vigili, 1 al campo sportivo, 1 a centro anziani, più la formazione per utilizzarli. Più ci sono state varie regalie. Da 20 anni a Natale vengono consegnati in comune una trentina di pacchi per la Caritas. È stata regalata una giostrina all'asilo di Santa Margherita. Forse ignora ancora che qualche anno fa sono stati donati i computer del centro Pertini che lo scorso anno sono stati tutti rinnovati e acquistati 3 nuovi computer. Forse ignora che è stata donata una vettura al gruppo Salon per accompagnare i realizzanti all'ospedale. Forse ignora ancora che è stato istituito il cosiddetto cassetto di solidarietà, un fondo cassa per le emergenze sociali. Se lo faccia spiegare bene dall'assessore Barbara come funziona. Funziona più o meno così: gli uffici comunali chiamano il Lions perché qualche cittadino non ce la fa pagare la bolletta in salute. La danno all'Alions, il quale provvede a pagarla. Questo ovviamente senza tanti giri di domande, risposte di uffici, carte bollate o ricevute, perché il Lions si fida del comune. Forse non si ricorda che è stata organizzata al Palazzetto dello Sport una cena con la raccolta di fondi con 500 persone e 15.000 euro raccolti. Insomma, potrei andare avanti su questa strada. Però direi che vorrei concludere che a fronte di tutto ciò rimane quindi insensato ed inspiegabile perché di tanto accanimento contro il Lions. Il Comune pretende che giustamente vengano attese le regole di correttezza, le dovute formalità e quant'altro. Però vale spicciole quando c'è da farsi bello e fare beneficenza e i soldi li prende senza troppi problemi, come nel caso dei 2.000 euro per il terremoto, portati con 1.000. Quindi io direi che forse è stato un po' azzardato quello di voler, come dire, gettare una luce di discredito nei confronti di un'istituzione del genere, strumentalizzandola solo forse per responsabilità politica. Grazie. Risponde
sindaco, un intervento di cuore, ma al di là del fatto che viene fatto un intervento di cuore, io me lo aspettavo dal consigliere Conte, semmai l'intervento di cuore, visto che l'interpellanza citava il nome del consigliere Conte. C'è un dato di fatto che, almeno io posso dire dal 2012, c'è sempre stato un ottimo rapporto di correttezza con il Lions bilaterale. Una parte dall'altra il Lions non si è mai permesso di violare le regole, almeno fino a questo momento. Non ha mai utilizzato il logo del comune di Caule se non ha utilizzato per iscritto assieme al patrocinio del sindaco pro tempore. Qui ci troviamo di fronte invece a un utilizzo indebito del logo e del patrocinio. Io mi chiedo che se tutte le associazioni facessero così, dove dovrebbe finire il rispetto delle norme regolamentari. Qualcuno ha scassinato la bacheca comunale per inserire una locandina dell'AIOS. Io non so se c'è un'indagine contro ignoti, ma qualcuno l'ha fatto, magari non c'entra nessuno dell'AIOS, per carità, anzi lo poniamo come presupposto che non c'entra nessuno dell'AIOS, ma è che è successo. E mi chiedo, potevano questi due fatti esimere un'amministrazione comunale che per prima deve rispettare le regole da non applicare la sanzione prevista dal regolamento e non denunciare all'autorità pubblica quello che è impossibile. Quindi vorrei chiedere qual è il senso dell'interpellanza, era quello di capire come mai l'AIOS ha fatto un errore così madornale, perché a me non è stato spiegato. È venuto il presidente Morena, di lì a 7-10 giorni, certo, ma io ero lì a 9 giorni. Con il presidente Morena ci siamo chiariti sul fatto che ha chiesto scusa, certo che ha chiesto scusa, ma non ha fornito la motivazione sulla base della quale un'associazione così strutturata e che non è l'ultima arrivata, perché sono anni che fanno le domande del logo, del patrocinio, di utilizzo della sala, e l'AIOS sa benissimo che la sala superiore, questa, può essere data solo quando l'evento viene organizzato dal Comune di Caule o con la collaborazione del Comune di Caule, o il Comune di Caule intende dare proprio carattere comunque istituzionale, cosa che non è stata fatta. Quello che l'amministrazione ha chiesto, prima personalmente perché ho ricevuto io Morena e l'ho chiesto, e poi, visto che non era stata data, è stata messa per iscritto la richiesta, giusto per capire, e ancora non è stata data. Ecco perché molto probabilmente il capogruppo ha inteso provocare questo dibattito, perché si sperava che emergesse la motivazione in forza della quale qualcuno ha utilizzato indebitamente il logo patrocinio e ha pubblicizzato l'utilizzo di una sala istituzionale che non era, rispetto alla quale non era autorizzato. Rimane ancora priva di risposta a questa domanda. Nient'altro capogruppo mio. capogruppo Massaro. Buonasera a tutti, buonasera Miolo. Come vede però l'interpellante non ha firmato il capogruppo Massaro, grazie. Firmato il consigliere comunale Massaro, che è diverso. E secondo appunto, non è che ogni cosa che la maggioranza legge o chiede durante il consiglio è frutto solo del lavoro del sindaco. Quindi è sterile ogni volta questa cosa di evitarci qualcosa di sudditanza solo nei confronti del sindaco istituto. Grazie. Bene, passiamo alla terza risposta all'interpellanza. Do la parola al sindaco. Rispondo all'interpellanza dal titolo Esclusione dall'associazione avviso pubblico, indagine procura antimafia, richiesta di informazioni. L'associazione avviso pubblico, rispondo già all'interpellanza che l'ho letta se qualcuno chiede la lettura. L'associazione avviso pubblico, con propria nota 19 febbraio 2014, ha richiesto al Comune di Caule dati e documenti afferenti a un'indagine penale in corso, di cui è stata data ampia diffusione sulla stampa, inerente alle asserite e presunte minacce ricevute dal sindaco di Caule nel mese di dicembre del 2013. Il Comune di Caule ha riscontrato la suddetta nota, comunicando l'impossibilità di fornire i dati e i documenti richiesti, non avendoli a disposizione, in quanto sussiste il segreto istruttorio tipico delle indagini preliminari. L'associazione avviso pubblico, non soddisfatta della risposta, a distanza di 7 mesi,
con propria nota 12 settembre 2014, ha sospeso temporaneamente l'adesione del Comune di Caorle dalla partecipazione all'associazione. Con atto a propria firma 20 ottobre 2014, il sindaco del Comune di Caorle ha presentato tempestivo ricorso, secondo le disposizioni statutarie e regolamentari, al collegio dei propri viri dell'associazione Viso Pubblico, motivando per la seconda volta l'impossibilità di fornire i dati e i documenti richiesti, in quanto elementi non a disposizione dell'ente, l'esistenza del segreto istruttorio previsto dalla legge e per la conseguente impossibilità di accedere al fascicolo penale in fase di indagini preliminari, e contestualmente chiedendo di poter rimanere in adesione all'associazione della quale si condividono fini ed azioni. Il collegio dei propri viri di avviso pubblico, tuttavia, ritenendo la motivazione inidonea, ha confermato il provvedimento di sospensione. La linea dell'amministrazione di Caorle in questi anni non è mutata. Solo rispetto alla cessazione del vincolo del segreto istruttorio, la Giunta Comunale potrà valutare l'opportunità o meno e la necessità o meno di rinnovare l'adesione all'associazione Avviso Pubblico. In disparte tuttavia le scelte operate da Avviso Pubblico nei confronti del Comune di Caorle. Questa amministrazione ha in ogni caso nel frattempo presentato domanda di adesione all'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, già istituito dalla Regione Veneto. Si tratta, a differenza dell'associazione Avviso Pubblico, che ha una costituzione di natura privatistica, di un osservatorio pubblico in applicazione della legge regionale del Veneto numero 48 del 28 dicembre 2012, contenente la disciplina normativa regionale sulle misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Per rispondere da ultimo ad altro quesito dell'interrogante relativo a questo primo punto, è proprio ed anche attraverso la partecipazione a detto organismo pubblico che il Comune di Caorle intende collaborare nell'attività di raccolta e analisi della documentazione sulla presenza delle tipologie di criminalità organizzata e mafiosa nel territorio e sulle iniziative intraprese per contrastarle. Nell'elaborazione di proposte relative ad azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza dell'azione amministrativa. Nella realizzazione di interventi volti a favorire la conoscibilità, anche attraverso la rete internet, dei presidi di trasparenza e legalità adottati nei settori economici ed amministrativi, ritenuti particolarmente esposti alle infiltrazioni criminali. Detta richiesta di adesione all'organismo da parte del Comune di Caorle, a differenza della opposta scelta di sospensione adottata dall'Avviso Pubblico, non ha invece incontrato alcun motivo o elemento ostativo. Vi è un elemento di novità in virtù del quale oggi il Comune di Caorle, con deliberazione propria della Giunta Comunale, potrà verificare i presupposti e la necessità di inoltrare nuovamente richiesta di rinnovo dell'adesione anche ad Avviso Pubblico. Da alcune settimane si può ritenere infatti cessato il vincolo del segreto istruttorio relativamente alle indagini iniziate oltre 3 anni fa. Le indagini preliminari, di cui è il plurimo quesito dell'interrogante, partono dalle dichiarazioni rese al Consiglio Comunale del 23 dicembre 2013 dal consigliere Marco Favaro e dall'allora consigliere Alessandro Polini, e poi da questi più volte riportate per anni sia in Consiglio Comunale che mediante sistematiche dichiarazioni ai media. Questi consiglieri hanno dichiarato che il sindaco nel 2013 era stato minacciato da ignoti con metodi di intimidazione mafiosa al fine di non stralciare l'accordo di pianificazione C239 approvato nel 2007 dall'allora amministrazione Sarto, il cosiddetto progetto Terme. Non è mia intenzione ripercorrere questa sera ed in questa sede tutto il percorso delle scelte giuridiche di allora, poiché vi è traccia chiara, precisa e concordante all'interno dei pubblici verbali di varie sedute dei lavori del Consiglio Comunale, così come nei pareri dei dirigenti di riferimento e del segretario comunale. È mia intenzione ricordare ai consiglieri di allora e di oggi che a seguito delle predette dichiarazioni, confermate poi avanti alla polizia giudiziaria, ne è seguita una gogna mediatica della città di Caorle sulla televisione, sui giornali, persino con interpellanze parlamentari, che ha gettato e getta tuttora fango sul Comune di Caorle,
inteso come istituzione, sulla città di Caore, intesa come comunità vitale ed operatori, nonché sulla mia persona, sia sotto il profilo umano che sotto quello professionale. Ho più volte ricordato nel corso di questi anni avanti questo organo collegiale. L'azione esercitata dalla minoranza di contrasto a chi governa il Paese deve all'occorrenza basarsi sul confronto nei contenuti dell'azione politico-amministrativa e sulla dialettica istituzionale, non su altri fattori inconferenti. Il sindaco non ha mai ricevuto le asserite minacce denunciate dai consiglieri Favaro e Bolin e che non vi è alcun pericolo per le istituzioni che a causa sono solide oggi come allora. E da uomo di legge delle istituzioni ho fiducia nell'operato della magistratura. Conseguentemente, lasciando che le indagini preliminari facessero il loro corso, al fine di rispettare il segreto istruttorio previsto dalla legge, per contro così subendo attacchi di ogni genere. E soprattutto Caore è un paese turistico e che per quella pubblicità mediatica negativa per la città, per la comunità, gli operatori e per la mia persona, una volta chiuse le indagini qualcuno un giorno sarebbe stato chiamato a rispondere. Con le nuove elezioni amministrative del 2016 abbiamo preso che anche Rosanna Conte, il consigliere Rosanna Conte, da quando si è insediata l'opposizione in questo paese ha inteso cavalcare la stessa onda, andando spesso oltre le prerogative accordate dalla legge a un consigliere comunale, con le sue varie dichiarazioni rese ai giornali o pubblicate sui social o da ultimo messe a verbale di questo Consiglio. Ora le indagini preliminari sono chiuse e si può legalmente parlare senza violare la legge. All'esito del venir meno del segreto istruttorio e all'esito delle risultanze delle indagini rispondo sia all'odierno interrogante sia a tutte quelle nefandezze che ho sentito dire in relazione a questi fatti in tutti questi anni in Consiglio Comunale, sui social e sui giornali. Se dunque ritorniamo alle denunce rese da Favaro Bolin nel 2013 e a seguire, secondo le quali il sindaco sarebbe stato oggetto di minacce di stampo mafioso, ebbene queste dichiarazioni non hanno trovato alcun riscontro e sono state anzi smentiti dall'esito delle indagini. Dalle indagini stesse infatti non è emerso alcun elemento probatorio di quanto allora come oggi sostenuto. Le indagini preliminari relativamente alle asserite minacce e pressioni aggravate dal metodo mafioso sono così state archiviate. Con riferimento poi a quelle che il consigliere Conte definisce indagini per falsa testimonianza a carico del sindaco Striuli, in disparte il fatto che semmai non di falsa testimonianza si dovrebbe parlare, ma al limite di false dichiarazioni al PM o alla PG, essendo l'intera questione ancorata alle indagini preliminari e non processo iniziato, in disparte dunque tale sottigliezza che può peraltro essere riconosciuta solo da chi esercita la libera professione di avvocato, ma non si può pretendere dalle altre persone. Anche dette indagini a carico del sindaco Striuli si sono concluse con non doversi procedere perché l'azione penale non può nemmeno essere iniziata. Sì, volevo ringraziare il sindaco Striuli perché, due ragioni, perché finalmente abbiamo, come dire, gettato luce su una questione annosa e sulla quale eravamo molto preoccupati come cittadini, e quindi grazie per le risposte che ci ha dato e grazie anche per il fatto di, come dire, di averci in qualche modo preannunciato di voler comunque ritornare a chiedere e a rinnovare l'impegno del Comune di Caore all'interno del diritto pubblico. Consigliere Conte. Grazie. Ringrazio anche il sindaco, come la scorsa Consiglio Comunale auspicavo a una risoluzione positiva della questione e sono molto felice. Quindi chiedo bene se faccio una domanda nella lettura di quello che ha fatto per quanto riguarda le procedure. Mi diceva, ha appena detto che il 20 ottobre 2014 è stato presentato il ricorso il collegio dei Tribiri non ha ritenuto idoneo e quindi ha
disposto l'esclusione e la sospensione. Se non ho capito male, nel frattempo il Comune di Caore ha chiesto di partecipare a questo osservatorio di trasparenza della legge regionale. Sto cercando di fare un quadro per capire le procedure. E quindi adesso su questa domanda che è stata fatta all'osservatorio e trasparenza della legge regionale 48 ha già avuto un riscontro, una risposta, non chiedo, e evidentemente a questo punto le tempistiche per fare comunque la domanda poi per entrare nel servizio pubblico, se il Comune lo chiede. Il sindaco. Sì, la richiesta, la relazione è pervenuta dal Presidente del Consiglio regionale e il sindaco ha manifestato l'interesse del Comune in risposta alla nota dei CNT l'adesione. Grazie. Capogruppo Paolo, avete la parola. Sì, grazie Presidente. Intervengo in quanto il sindaco mi ha chiamato in causa ed è inevitabile, andando egli a trattare nella risposta che ha dato all'interrogazione presentata dalla consigliera Conte, un tema che io insieme ad Alessandro Polin abbiamo in questi anni, sul quale abbiamo contribuito notevolmente. Il sindaco dice che qualcuno si diverte a cavalcare l'onda di una polemica, di una vicenda che getta discredito, che getta fango sull'immagine di Caore. Nessuno cavalca niente, signor Sindaco, l'unico mio personale preciso dovere, ma anche penso di parlare anche a nome dell'ex consigliere Alessandro